Noi abbiamo stimato che minimo il 55% delle nostre abitazioni in Italia dovremo mettere mano al minimo un 55%, fino massimo a un 80%. Questo vuol dire che abbiamo quasi 5 milioni di immobili da efficientare. Questa è la situazione fotografata da ANCE Veneto dopo la direttiva del Parlamento europeo sulla casa green che prevede una riduzione del 55% entro il 2030 delle emissioni nocive e il raggiungimento di emissioni zero entro il 2050. In Veneto la situazione del patrimonio immobiliare potrebbe essere leggermente migliore rispetto al resto del paese, ma mancano ancora dati definitivi. E allora uno spaccato della situazione energetica del patrimonio immobiliare della nostra regione potrebbe arrivare dal numero di attestati di prestazione energetica. Ad oggi sono stati oltre 782.000 gli APE presentati in Veneto. L'86,5% riguarda edifici residenziali, il 25,6% in classe energetica G, solo il 5,6% in A4. A livello provinciale Venezia conta oltre 156.000 APE, seguita da Verona con 153.000, 139.000 Vicenza, 133.000 Padova e 129.000 Treviso. Nella Marca, ad esempio, il 23,7% degli edifici è in classe energetica G, il 6% in A4. Prima di avere una situazione veneta ancora più chiara sarà però necessario conoscere le deroghe previste per edifici religiosi, per i centri storici, per gli appartamenti piccoli e per le case vacanze. Da questo dipenderanno anche i finanziamenti che il governo dovrà mettere a disposizione dei cittadini, considerando che la spesa media si aggirerà intorno ai 50.000 euro. È un'occasione che non dobbiamo perdere, però ovviamente non può essere tutto sulle spalle delle famiglie ed è proprio qua che dobbiamo andare a lavorare con il governo per andare a ricostruire quella sorta di bonus che ci permettano di affrontare e efficientare queste nostre abitazioni. È chiaro che su un condominio dove ci sono 10 tipi di abitanti con dei redditi diversi, si dovrà trovare quella formula perché l'efficientamento deve essere obbligatorio